Presentiamo il libro di Paola Froncillo in un grande giardino, edito da Lucio Notevole, che non è, diciamo, una novità in questa libreria dove abbiamo già fatto diverse presentazioni della stessa casa editrice, però questo ha un valore un po' particolare, devo ammettere, perché il tema soprattutto dell'architettura e dei giardini sta andando molto per la maggiore. Dicevo da Paola nella nostra chiacchierata pre-meeting che proprio recentemente un'autrice francese che si chiama Eveline Bloch-Danot ha pubblicato un bellissimo libro che si chiama Giardini di carta, dove praticamente è una rassegna, diciamo, della letteratura francese dal 1700 in poi e il rapporto che determinati autori hanno avuto con il verde e con il tema dei giardini, quindi come hanno avuto modo di concepirlo e anche di rapportarci. Segno che comunque è una tematica che sta avendo sempre più importanza nel dibattito culturale contemporaneo. Io chiederei subito a Paola, ecco, per entrare già, come dire, si entra con i piedi nel piatto. Questo è il tuo secondo libro, ne avevi già scritto un altro che si chiama Prima dell'anima, se non ricordo male. Ecco, ti chiedo subito se c'è un fil rouge che lega questi due libri. Sì, certo, c'è, nel senso che il racconto tratta di un personaggio femminile che viene, diciamo, presentato nel primo libro, che appunto si intitola Prima dell'anima, e la cui storia continua poi nel secondo. Il racconto è in realtà un po' un pretesto per parlare fin dal primo libro del rapporto tra uomo e natura, che continua poi nel secondo libro, però in realtà diciamo che è un po' il seguito, quindi c'è sicuramente un filo conduttore. La differenza tra il primo libro e il secondo libro è che nel primo libro la poesia e il racconto in apparenza, e non solo in apparenza, erano distaccati in quanto io avevo scritto le poesie in tempi differenti rispetto al tempo del racconto, cioè il racconto è nato di getto e alcune poesie sono nate con il racconto, ma altre invece erano poesie che avevo scritto nel corso degli anni. Mentre invece in questo secondo libro, in un grande giardino, racconto e poesia nascono nello stesso tempo, quasi come se fossero, avessero un legame molto stretto tra di loro. Io penso che per esempio il tempo della prosa, del racconto, sia un tempo un po' più lento, un tempo, malgrado io scriva di getto, ma è un tempo, diciamo, un po' più rallentato, mentre il tempo della poesia è un po' un attimo verticale, sì, di cogliere proprio l'essenza dell'attimo. Allora io ho fatto un po' questa analogia che nomino anche nella prima pagina del libro, in cui a mio parere è un po' come nei musical, in cui durante la recitazione, quando durante la recitazione si vuole in qualche modo ci si vuole fermare in un attimo, parte il coro, parte la canzone, quindi un po' la poesia vorrebbe avere un po' questo ruolo, insomma.